Cari telespettatori, ben ritrovati. Parliamo di legge per gli anziani sugli anziani. Lo facciamo questa volta, abbiamo un grande piacere ad avere qui con noi in studio con la segretaria generale FNP CISL del Veneto, Tina Cupani. Ben arrivata qui con noi, segretaria. Grazie a voi. Che ci aiuterà un po' a rifare un po' il punto della situazione, perché molti di voi che hanno seguito magari determinate situazioni sui giornali, la cronaca eccetera, avranno sentito parlare di prestazione universale. Non tutti hanno ben capito di che cosa si tratti, come andrà ad attuarsi, e poi di questa legge, che poi c'è stato un decreto attuativo di una legge delega sugli anziani, che è la legge 33 del 2023, e il decreto legislativo 29 del 2024, emanato pochissimo il 18 marzo. Allora, segretaria, tante leggi, tanti decreti, tante parole, ma poi alla fin fine voi siete molto pragmatici e dite vediamo di capire che cosa arriva, che cosa non arriva, come, in che termini, compatibilmente con quello che si riesce a fare. Compatibilmente con le risorse. Con le risorse, che sempre poi quello. Il problema diventa sempre quello in un momento così delicato in cui tutti hanno comunque delle necessità e il governo se ne deve fare carico. Prima di tutto, prima di iniziare il discorso, per fare il punto ai nostri telespettatori, che sono anche anziani in Veneto oggi e nel 2050, questo è sempre il presupposto per renderci conto, vediamo la slide, eccola qua, di che numeri stiamo parlando. Scusi che l'ho interrotta, ma mi sembra che sia un presupposto fondamentale. Prego. Sì, questo è il presupposto fondamentale perché quella sugli anziani è una legge delega che ha iniziato il suo percorso ancora col governo Draghi. È stata costruita con il lavoro di due commissioni che hanno fatto riferimento sia al Ministero dei Servizi del Sociale e anche al Ministero della Salute. Quindi sono due ambiti che sono andati ad incrociarsi in una stesura di una legge che è una legge cosiddetta quadro, cioè una legge che definisce, delinea degli obiettivi, però questi obiettivi poi concretamente si trasformano in percorsi operativi con ricaduta anche sulla nostra quotidianità attraverso dei decreti che li attuano. Allora, il primo decreto attuativo di questa legge delega, che ha inquadrato tutta la questione degli anziani nella sua complessità, quindi non solo quella parte, quell'aspetto legato alla non autosufficienza, che è molto importante, però è anche legato ad altri fattori che sono ben evidenziati poi se abbiamo un attimo di tempo nelle slide che andremo a vedere. Però qual è l'aspetto che in qualche maniera ci ha particolarmente interessato? È che per la prima volta gli anziani definiti come tali diventano oggetto di un dispositivo normativo, quindi è una legge degli anziani, cioè un riconoscimento dell'anziano e come tale portatore di diritti che poi vanno tutelati e rappresentati all'interno di norme. Sì. E questa che vediamo è la prima norma. Perché noi diciamo? Perché con il grafico che voi avete rappresentato, oggi gli anziani sono rappresentati anche per fasce di età a quelli che voi li vedete rappresentati. Noi abbiamo ad oggi 1.100.000 anziani in Veneto. Nel 2050 saranno 1,6 milioni con lo sviluppo dell'andamento demografico. Oggi sono il 24% della popolazione, nel 2050 saranno il 32% della popolazione. Quindi per noi l'importanza che vengano tutelati all'interno di percorsi definiti diventa fondamentale. La legge delega, quella che adesso è stata oggetto del primo decreto attuativo, si doveva concentrare essenzialmente su tre linee direttive, che erano i servizi di residenzialità, noi li chiamiamo le cosiddette case di riposo, i servizi domiciliari, quindi come supportare nel proprio domicilio le difficoltà dell'anziano, soprattutto non autosufficiente, e la terza linea di indirizzo era quella della revisione della famosa IDA, indennità di accompagnamento
accompagnamento che nell'intenzione della norma dovrebbe diventare la prestazione unica universale, quella di cui abbiamo sentito parlare molto in questi giorni. E però che doveva spingere anche molte persone. Interessa far capire che la prestazione unica universale è una parte di un percorso che è molto interessante, e quindi verso la fine tratteremo in modo specifico su come il decreto attuativo ha ridefinito in maniera sperimentale la nuova prestazione unica universale. Però sarebbe un peccato che noi non cogliessimo anche il contesto di tutta quella che è la possibilità di un'evoluzione normativa a favore degli anziani, perché c'è il coinvolgimento della Regione, c'è il coinvolgimento dell'INPS, c'è il coinvolgimento dei comuni, delle ULS e dei servizi sociali del territorio. Quindi per noi è contestualizzare la Regione e tutta la questione degli anziani della non autosufficienza all'interno anche di altri dati, che sono quelli che rappresentano, prima abbiamo visto gli anziani, quanti sono numericamente e quanti saranno in un prossimo futuro, però bisogna anche capire questi anziani come vivono, in che situazione di salute e di autonomia E qui chiedo sono. infatti la slide sulla qualità di vita degli anziani, perché anche qui è molto importante vedere questi numeri, perché sono abbastanza considerevoli, insomma. Cioè, di autonomia 7 anziani su 10 dai 65 ai 74 anni, e qui ci può stare. Però da 85 anni in su 1,3 anziani su 10 è autonomo, quindi sono pochi. Certo che sì, ed è per quello che bisogna prendersi in carico fin da ora tutto il tema dell'anziano e anche di quel percorso in salute, percorso di partecipazione sociale, che è anche fondamentale per garantire loro negli anni a venire un percorso normativo che in qualche maniera li accompagni e li tuteli. Per gestire la situazione che noi vediamo rappresentata in questa slide, quindi anziani e qualità della vita, quindi tenuto conto di questa fotografia, noi di fatto da un punto di vista numerico a livello nazionale oggi come oggi la fotografia parla di quasi 4 milioni di non autosufficienti in tutto il territorio nazionale. Questi 4 milioni di non autosufficienti sono in qualche maniera assistiti, vengono presi in carico in buona parte dai cosiddetti caregiver, non sono altro che i parenti, i familiari che li gestiscono all'interno della propria casa, del proprio domicilio. 1.100.000 sono assistenti familiari, quindi le badanti, quelle che noi conosciamo come badanti, e ad accompagnare tutta questa numerosa platea di non autosufficienti si accompagnano 350.000 operatori che attualmente lavorano all'interno delle RSA e 40.000 volontari. Quindi adesso come adesso, con questa fotografia, noi abbiamo 13 milioni di persone che sono coinvolte in tutta la gestione dei 4 milioni di non autosufficienti. Teniamo conto e non dobbiamo dimenticare che per la gestione di tutta questa platea di non autosufficienti, fra privato e pubblico si spendono in Italia ad oggi 31 miliardi. Sono 21 miliardi che è una spesa pubblica e privata, quindi INPS con l'indennità di accompagnamento, le regioni con le ADI, quindi tutto quello che è supporto alla non autosufficienza e supporto anche economicamente con le impegnative nelle RSA, poi ci sono i comuni che stanziano risorse loro. Però non dimentichiamo che per 7 miliardi e 6 c'è il contributo delle famiglie nella gestione dei propri cari nelle case di riposo, e le badanti attualmente, con un quadro comunque che non evidenzia purtroppo il sommerso che c'è, sono quasi 2 miliardi. Quindi se noi adesso come adesso dobbiamo gestire per 4 milioni di non autosufficienti con una spesa complessiva di 31 miliardi,
che coinvolge 13 milioni di persone, noi capiremo bene quanto è importante per noi essere all'interno di questo percorso legislativo che va in qualche maniera ad accompagnare tutta la vita dell'anziano, che non è solo quella della non autosufficienza. Noi vorremmo che attraverso politiche dedicate si arrivasse, e anche attraverso la prevenzione, ad una non autosufficienza che va sempre più in là con l'età e che quindi possono vivere in salute e in un contesto socialmente protetto gli anziani il più possibile, senza arrivare alla gestione della non autosufficienza, che è la gestione che più preoccupa perché i numeri aumentano, la sanità come sappiamo è in affanno, le risorse sono poche e quindi meglio avere una legge nazionale che definisce obiettivi, che definisce percorsi, e dentro questa legge che ci ha deluso nel primo decreto attuativo, dobbiamo dirlo, noi vogliamo continuare ad esserci perché è fondamentale che ci sia, insomma, questa legge. Brava, è questo che voglio dire. Dopo la legge ci sono 22 dispositivi collegati che dovranno essere emanati entro l'anno e dentro l'anno successivo, quindi ci sono tutta una serie di disposizioni all'interno delle quali noi, al di là della delusione iniziale, vorremmo continuare ad spingere per portare a casa un'attenzione maggiore verso il mondo degli anziani, ma soprattutto in questo momento verso la non autosufficienza, perché l'abbiamo detto e ridetto più volte, siamo anche in un momento in cui tutta la sanità territoriale, nella logica della prossimità, della domiciliarietà, si sta ridescrivendo all'interno di un disegno complessivo regionale, e quindi è importante in questo momento avere una cornice nazionale all'interno della quale noi possiamo muoverci. Ricordiamo anche che questa legge delega e il primo decreto attuativo è nato perché è un percorso obbligato all'interno della possibilità di utilizzare le risorse del PNRR missione 5. C'è un collegamento, quindi con c'è un collegamento per cui il governo ha dovuto nei primi mesi del 2024 pervenire ad almeno uno dei decreti attuativi, anche se rimandano ad altre disposizioni successive, però almeno il primo passo c'è. E che comunque la parte, e questo si vede poi quando andremo a ragionare sulla legge delega degli anziani, che è una slide che è successiva, comunque definisce un percorso. Assolutamente. Allora, puntare sul benessere, per chiarire ai nostri telespettatori, si vuole puntare al benessere degli anziani in generale, per far sì che la qualità di vita non decada, perché abbiamo visto che i rischi che ci sono, la prevenzione, che è un altro aspetto fondamentale che riguarda anche la salute, e poi risposta alle famiglie che sono coinvolte in un modo o economicamente per supportare l'anziano nelle strutture, oppure direttamente per l'aiuto all'anziano in ogni caso. La legge 3, che qua vediamo anche una slide che è molto interessante, praticamente è la legge dal titolo Deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, e ha degli obiettivi, segretaria, molto precisi. Vogliamo vederli un po' insieme? Sì, se noi passiamo alla legge... Vediamola insieme, appunto, la slide. Sì, perché oggi aiuta avere la slide, che è la slide numero 3, perché ci fa capire il percorso. Perché? Perché noi adesso abbiamo, come si vede, una parte segue l'invecchiamento attivo, come diceva lei prima, tutta la questione che riguarda il benessere, la prevenzione. Dentro c'è anche tutto il percorso della telemedicina, in quella parte lì dell'attuazione della delega, e sull'altro c'è il piano nazionale della non autosufficienza. Cos'è la novità del percorso che viene rappresentato all'interno di questo primo decreto? È la definizione a livello nazionale di un comitato interistituzionale che definisce le politiche per gli anziani. Quindi abbiamo un comitato interistituzionale, quindi fatto dai Ministeri delle politiche per il sociale, Ministero della Sanità, che definisce un piano che dovrà seguire tutta quella che è la programmazione sia a livello nazionale che anche nel territorio della presa in carico della questione degli anziani legati sia all'invecchiamento che alla non autosufficienza.
E cosa a cascata questo comitato interistituzionale praticamente dà le linee di indirizzo di programmazione e di coordinamento per quanto riguarda la costituzione, anche questa è una novità di questa legge delega, di un sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente. Quindi questo comitato interistituzionale segue le due questioni, sia l'invecchiamento attivo che il piano nazionale non autosufficienza, però il primo risultato del lavoro che è conseguente alla legge delega è questa definizione del piano o di un sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienza. Dentro c'è tutta l'assistenza domiciliare, c'è tutta la gestione delle case di riposo e c'è tutta quella che è l'intervento a livello di ogni singolo comune o reti di comuni del sociale. Quindi è tutto un sistema che si collega, integrato e che però ha a livello nazionale una tutela che viene definita da un comitato, da obiettivi, da percorsi e da assunzione anche di responsabilità. Che altra cosa importante. Interrompo un attimo, abbiamo una pubblicità, voglio ricordare le sigle perché appunto CIPA sarebbe questo comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, quindi è importante che ci sia un comitato, poi vedremo di che cosa verrà rivestito, di quali compiti, poi cosa ci saranno anche dei controlli, ci sarà di tanto ancora da mettere, e poi lo SNAA che prima vedevamo, che è questo sistema di gestione per la non autosufficienza. Sistema nazionale. Sì. Questo sistema nazionale è molto importante perché anche qui dietro una parola ci sta veramente un mondo, perché forse adesso non c'era un sistema per la gestione dell'autosufficienza, questo è importante. Non c'è. Il fatto che sia normato è significativo. Pubblicità, pochi secondi, restate con noi sempre su 19, vi aspetto.